Interessante anche della vostra associazione, un aspetto sociale, diciamo, cioè con persone che hanno difficoltà anche a prendersi cura del gatto, se vogliamo, Sì, spesso, non so, del persone gatto, del sole, cane, anziani sì. soli, e voi date una mano anche a queste persone. Cioè, Esattamente. Nelle nostre campagne capita spesso che le persone anziane che vivono anche magari da sole, insomma, abbiano un animale o più nel loro cortile e ovviamente, insomma, fanno fatica a badare a loro stessi. Ormai non è solo una questione economica che già, insomma, è critica perché, insomma, le pensioni al giorno d'oggi sono quello che sono, però è proprio anche la difficoltà a muoversi, a saper valutare anche la salute, insomma, di questi animali e quindi così ci chiedono una mano e poi diventano così degli affezionati perché tante cose non le sanno, cioè per esempio anche la profilassi per i parassiti, per la filaria, eccetera, o l'alimentazione più corretta, eccetera, viene un po' seguita da noi. Infatti noi facciamo le raccolte cibo nei supermercati a rotazione, in città o in provincia così, anche per cercare di avere un po' di sostegno per queste persone. E poi comunque diventa un aspetto piacevole della nostra, ulteriormente piacevole della nostra attività perché insomma si crea appunto questo contatto così anche un po' affettivo insomma con queste persone che effettivamente ci aspettano e sono anche brave perché insomma comunque vedo che imparano ad acquisire una mentalità che effettivamente essendo di generazione diversa all'epoca magari non immaginavano poi mai di dover sì, forse c'è cambiare. per tante ragioni anche l'idea rispetto al cane che il gatto in qualche modo vada curato un po' meno, no, rispetto Sì. al cane, quindi che sia un po' più autonomo se vogliamo, questo diventa poi, come dire, anche motivo di minore cura, ecco, verso l'animale e anche di minore conoscenza, quindi la vostra associazione ha anche un po' lo scopo di far sì che la gente conosca un po' meglio quelli che sono i modi per... Sì, sì, è vero. Cioè, per esempio anche l'aspetto affettivo, no, del gatto, perché spesso il gatto viene passato come l'animale ipocrita che Sì, ti avvicina per il cibo. Sicuramente molti lo sono, cioè cercano, sicuramente quando hanno fame fanno tutti i balli del mondo, però al di là di quello, insomma, sono anche animali molto sensibili e possono veramente costituire una compagnia e un toccasana proprio per lo spirito delle Era molto persone. interessante questo aspetto appunto di aiutare, penso per esempio alle persone anziane sole che magari hanno delle difficoltà economiche, il fatto di poter avere ancora un animale da compagnia, cioè Sì. come il gatto è affettuoso, restituisce affetto appunto anche alla persona, quindi... Sì, poi c'è anche l'aspetto dell'accudimento, no? C'è chi li tiene un po' vivi perché l'impegno comunque dà soddisfazione, altrimenti magari si lascerebbero un po' andare anche dal punto di vista dell'umore, dello stato d'animo, insomma, quindi c'è tutta una serie di cose. Poi c'è il contatto con noi, insomma, la visita, ci chiamano, eh? Sì, Se si noi, cioè creano io dei ne ho legami alcuni che naturalmente. una volta al mese se non passo la mia pastiglietta che devo portare o cosa, cioè tutto bene, sei ammalata, come va? Mi aspettano. Sì. È bello, si creano dei legami Sì, tra sì, le ma guarda, persone ti oltre dico, che per con... esempio, senza fare nomi, ma c'è un signore che aveva sti cagnolini in questo serraglio molto piccolo ed erano proprio abbandonati a loro stessi, facevano proprio pena. Io passavo per quella strada e mi sono fermata perché mi dispiaceva e dandogli gli input giusti lui ha imparato ad alimentarli, a tenerli puliti, a giocarci, a passare del tempo con loro e i suoi nipoti che prima frequentavano molto meno il nonno insomma hanno ripreso ad andare, cioè, diciamo a valorizzare di più il tempo trascorso con lui e addirittura ho visto che l'anno scorso c'era il pulmino del bimbo piccolo che portava il bimbo fuori, giù da scuola, insomma dall'asilo, insomma lo portava a casa sua al pomeriggio, quindi insomma una conquista grandissima per questo signore che sì, era solo inconsapevole ecco, di quello che poteva dare, forse anche a se stesso, oltre che agli animali, ai nipoti, eccetera, insomma, quindi è bastato così creare questo dialogo perché le cose cambiassero. E parliamo di adozione, a maggior ragione dopo questa storia che ci hai raccontato, insomma, viene voglia di sottolineare l'importanza di avere un animale, di prendersi cura di un animale, di un gatto, di un cane e voi, una delle attività che fate è proprio cercare di dare in adozione. Raccontiamo a chi ci sta ascoltando da casa come si fa ad adottare uno dei vostri animali, cioè dove mi rivolgo e che cosa devo fare, informazioni pratiche diciamo.
Allora, come dicevamo prima, noi abbiamo un punto fisso di banco adozione che è appunto al centro commerciale La Fattoria tutti i sabati pomeriggio e anzi ultimamente anche la domenica perché è aperta. Allora, noi quando si avvicina una persona insomma desiderosa di adottare un animale, facciamo sempre un po' di domande per capire insomma se la scelta che stanno facendo è proprio responsabile, perché ovviamente un animale è un essere vivente, quindi ha bisogno sicuramente di determinate cose, quindi dall'alimentazione alle cure se sta male e comunque anche all'affetto che bisogna insomma dare. E noi abbiamo proprio anche delle schede di adozioni vere e proprie dove raccogliamo tutti i dati della persona che prende in adozione l'animale e anche i dati dell'animale stesso, anche perché poi noi li archiviamo tutti e ovviamente facciamo anche i controlli telefonici, a volte anche di persona, insomma presentiamo dalla famiglia. Ecco, quindi l'importanza sì è di capire fino a che punto insomma la famiglia che vuole l'animale lo vuole perché appunto sa cosa comporta comunque. Sì, che non sia una moda passeggera. Esatto, soprattutto quando vediamo bambini, non perché insomma vogliamo male ai bimbi, ma perché è ovvio insomma bisogna comunque educare anche i bambini all'accudimento più corretto dell'animale. Noi di solito poi comunque lasciamo, completata la scheda e tutto, lasciamo i numeri di telefono, che c'è un numero diciamo dell'associazione vero e proprio, però spesso noi cediamo anche quelli personali insomma per essere il più presenti possibili. E poi comunque spieghiamo bene la prassi, che è quella appunto di portarlo dal veterinario, perché spesso quando abbiamo i cuccioli sia di gatto che di cane hanno quei 2 mesi che quindi insomma hanno bisogno delle prime cure, quindi una visita dal veterinario, la vaccinazione, la sverminazione e poi parlare anche del futuro della sterilizzazione e castrazione, perché insomma secondo noi ci crediamo in questa cosa, e cioè che è proprio penso l'unico modo per cercare di contenere il randagismo il più possibile, perché ovviamente se nascono cuccioli di continuo poi la nuova adozione dei cuccioli deve essere anche lì sempre un'adozione convinta, responsabile, però se poi vengono dati via magari dalla famiglia stessa non si sa insomma Sì, certo. la fine che possono fare, ecco. E di solito noi cerchiamo di accompagnarli fino proprio al momento della sterilizzazione, che va dai 6 mesi in su, dopo dipende ovviamente dall'animale, e quindi cerchiamo di seguire sempre la famiglia. E poi cosa dire delle adozioni? Ma un'altra cosa che mi andava di chiedere era come fare per, appunto abbiamo detto, una delle cose che si possono fare è adottare un gatto, un animale, e che cos'altro si può fare per sostenere concretamente l'associazione? Insomma, abbiamo detto che voi portate cibo in giro, avete un'oasi felina, insomma che cosa eventualmente chi ci sta ascoltando e volesse darvi una mano può dare concretamente, a parte un contributo economico, insomma, immagino che le cose siano tante. Sì, vabbè, un contributo economico sì, però a noi servono per esempio anche le coperte, i teli che la gente non usa più, che butta, perché per fare le cucce sia delle colonie che dell'oasi ci servono. Ci serve cibo sicuramente, insomma, specifico Sì, per voi i avete gatti. periodicamente anche dei Poi abbiamo banchetti. le raccolte così, ma abbiamo anche un cestone lì davanti all'oasi, quindi se vengono a trovarci possono anche depositarlo lì se eventualmente non ci siamo. Ci serve sinceramente anche il materiale da cortile, perché abbiamo quei 900 metri quadri alla fine fra le due recinzioni, e quindi insomma ci mancano sempre i rastrelli. Cercasi i rastrelli, ok. Ci servono anche i giardinieri part-time. Se qualche signore che è appassionato di giardinaggio ha voglia di venirci a aiutare qualche ora nel cambio stagione, volentieri, abbiamo bisogno anche di quello. E poi vabbè, adesso mi leggo al discorso del giardiniere per dire che effettivamente ci servono anche volontari, perché effettivamente fare tutte queste attività
dopo il lavoro, prima o a scapito della famiglia, così non è facilissimo. Richiede tempo e quindi più si è, meno si fa. Più diciamo. si è, più magari si può fare, perché ognuno può fare qualcosa, insomma. Per esempio anche le cucce dell'Osi sono tutte da riordinare, da mettere a posto, i teli da cambiare, perché ovviamente poverini loro li sporcano, Poi col tempo di questi giorni. sì, poi con il freddo che c'è stato, eccetera, perché si riparavano spesso lì, quindi insomma comunque sono da pulire, cioè da disinfettare, da lavare, perché l'ambiente va mantenuto più pulito possibile, insomma, sia per gli animali stessi che per le persone che poi frequentano, anche magari i bambini del quartiere che vengono ogni tanto a trovarci, insomma, o tutti i nostri visitatori, e perché comunque sì, è sicuramente favorevole alla salute degli animali stessi, insomma, mantenere pulito. E quindi insomma eventualmente chiunque abbia voglia, insomma, nel Si possono piccolo. fare tante cose, abbiamo detto. Sì. E chi poi cioè, vuole anche eventualmente, cioè è amante degli animali, però per vari motivi insomma non può prenderselo in casa. Per esempio noi abbiamo anche l'adozione a distanza per i gatti dell'Oasi, che può essere insomma uno stimolo per qualcuno che appunto non può tenerlo l'animale, però può dare un contributo in quel senso Per lì. prendersi cura Sì, a distanza. è una appunto, quota annuale che è veramente insomma risoria. Ok. Insomma, per chi ama gli animali, oltre a magari a prendersi cura del proprio animale o non potendo prendersi cura del proprio animale, vuole fare qualcosa anche per i tanti gatti. Abbiamo visto sono parecchi che hanno bisogno di aiuto e di cui si prende cura l'associazione. Ricorderei solamente i vostri riferimenti per appunto chi volesse mettersi in contatto, perché voi avete un blog che è Una Rovigo, una sta appunto per uomo, natura, animali, unarovigo.blogspot.com, in cui poi è possibile trovare i recapiti telefonici, l'indirizzo email per contattarvi. E poi siete su Facebook, se vuoi ricordare il nome Associazione Una. Associazione Una. È la nostra pagina di Facebook. Esatto, è possibile diventare amici dell'Una anche su Facebook e avere tutte le informazioni e gli aggiornamenti. Certo. Io vi ringrazio per essere Grazie state a con te. noi, Grazie. Spero che siamo riusciti a raccontare in modo esaustivo insomma, la vostra associazione. Ringrazio come sempre chi ci ha seguito da casa anche per questa puntata e ovviamente vi rimando alla prossima puntata di Spazio Volontariato in cui continueremo a raccontarvi un altro pezzo del volontariato polesano. Arrivederci alla prossima settimana.